Scatman's World. Veneziano, ragazzi, siamo all'aeroporto di Buenos Aires, Argentina. La tappa di oggi sono 1077 miglia da Buenos Aires a Rio de Janeiro. In tantissimi mi avete chiesto Rio de Janeiro, però non volevo fare una tappa lunga, ho deciso di mettere io Buenos Aires, quindi tappa Buenos Aires Rio. Siamo con il 737 della compagnia aerea GOL e niente, ragazzi, siamo qua in Argentina pronti a dominare, a fare un bellissimo atterraggio a Rio de Janeiro. Andiamo, sono le 16 del pomeriggio. Ragazzi, vai. Partiamo da Buenos Aires, direzione Rio de Janeiro. Va che deve pompare il nostro 737, che ragazzi uso questi anche su voli più lunghi perché non voglio scaricarmi, gli altri ho scaricato le 100 livree col 737 e sinceramente basta, dopo anche se ripeto. Io uso il carburante illimitato, quindi me ne frego delle varie simulazioni. L'obiettivo di questi video non è certo la simulazione completa, perché sennò insomma dovrei imparare veramente tanto a giocare. Oh, traffico non ce n'è qua, proprio tranquillo, veramente in Argentina non ci sono aerei in Argentina, che bello. Tempo, cielo proprio sgombro. Non capisco perché l'aereo pende un po' a sinistra, va bene. Ciao, salutiamo Buenos Aires. Ok ragazzi, siamo in salita per 13.000 e andiamo. Eccoli là, qua all'aeroporto di Buenos Aires e con il nostro GOL. Stiamo virando verso Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, la la la, la la la, perché velocità eccessiva? Traffico inesistente ragazzi, Stiamo sorvolando l'Uruguay, mancano circa 950 miglia. Veramente cielo strasereno, c'è una roba incredible. Eccoci qua. Sì, c'è un po' nuvoloso sotto, diciamo che però te lo godi, insomma, dai. Cielo prevalentemente sereno. Vai di screenshot. No, beh, insomma, i coglioni, qua ci sono anche un numero. C'è un aeroplanino, bene, qua. Eccolo qua, ragazzi. Ecco, sparito, porca troia. Buono. Sarà un volo bello tranquillo, secondo me. Tipico volo comediano con atterraggio, spero, perfetto, porca miseria, perché gli ultimi due veramente... Uno in manuale ci stava a St. Martin, ma quello di Malaga è veramente una cosa inaspettata. Stiamo sorvolando Coritiba in Brasile, siamo in Brasile, anzi abbiamo superato da un po' il Brasile perché come potete vedere c'è il tramonto brasileros e qua c'è anche un aeroplanino bello e caruccio, molte nuvole in quel del Brasile, mamma mia ragazzi. Siamo qua, stiamo virando, tramonto nel blu, dipinto di blu, felice di stare quassù. Ok, mancano circa 480 miglia, quindi punto di vista dei passeggeri e te lo godi sempre. Eccoci qua. Buono ragazzi, dai, non vedo l'ora di arrivare a Rio. Pensavo di arrivare però non col buio, quindi qua in realtà ok, riprendere la normale navigazione. Sì, va bene, porco, va bene. 55. Ok. 22 miglia e siamo arrivati. Anzi, 21 miglia, ok. Allora, 2000. Vai giù, porco. Ok. Per prua 115. 115. No, cogliona. Aspetta, tanto qua conferma. Ok.
Ormai sia fuori io. Eccoci qua. Rio de Janeiro. Chiaramente non ho, purtroppo non ho, per la Sud America non esistono le mod, quelle per le lucette, per insomma la roba più bella purtroppo. C'è solo in Europa, Caraibi e America. Che cazzo sto facendo? Ok. Siamo in quel di Rio, siamo in quel di Rio. Oh, Rio de Janeiro. Oh, Rio. Brasil, Brasil. Na 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 do Brasil. Na 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 na. Ecco l'aeroporto. Adesso c'è l'allineamento con la pista. Speriamo veramente di non avere problemi con sto stronzo. C'è parecchio traffico Rio rispetto all'Argentina, meno male. Pensavo di arrivare con un po' più di sole, vabbè, pazienza. Ok, adesso si allena il porcaccio. Allenati a stronzo. La prossima tappa, ragazzi, aspetto commenti come sempre, spero una tappa europea, sinceramente, che mi piacciono di più, anche italiane. E niente, che cerchiamo di, cioè, ecco, lo consiglio, ma non facciamo tappe tipo Tokyo, New York, cioè robe proprio impossibili, perché più lunghe sono, più difficile è, secondo me, cioè anch'io devo andare più veloce con la simulazione, tutto quanto. Quindi secondo me tappe un po' più vicine, o comunque, tipo, non so, anche ci può stare un... per esempio, ecco, Londra-New York ci stava, però altri secondo me, cioè dipende, anche perché comunque su Sud America, Asia e Africa non ho gli add-ons, le posso fare tranquillamente, però ecco, stiamo anche tanto in Europa che comunque è la mia preferita. Sta arrivando l'aeroplanin, l'aeroplanin. Come potete vedere, senza add-ons è chiaro che il gioco va molto più a cannone. Adesso vediamo quando inizia il sentiero di discesa questo porco. Che ore sono, Rio? Non me lo dice lo stronzone. Roger, la ipoterrare. Stiamo arrivando. Finora devo ancora beccare la pioggia, eh? Adesso vedi il diluvio brasiliano. Quando comincia il sentiero di discesa, attenzione, nuvoloni minacciosi. Eccolo qua, sentiero di discesa. E vai che si va. Ok, quello è proprio un problema degli MD 80, 81 là. Vabbè. Nuvolacce, ragazzi. Nuvolacce a Rio. Nuvole. Sarà ancora Rio sarà ancora disperata dopo il mondiale meraviglioso del Brasile.
Teoricamente adesso va giù bene con quel 737. Sono forse gli MD-81 che hanno forse una procedura un po' diversa, o non lo so sinceramente. Tararara, ta 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 ta. Comunque tempo nuvoloso. 800 metri, 790 metri. Rio 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 rio. Eccoci qua, Rio de Janeiro International sta arrivando con un po' di nebbia, ma ci siamo. Siamo a Rio. Stiamo arrivando, stiamo arrivando. Stiamo arrivando. Stiamo arrivando. Ok. Oh, perfetto. Arrivati in Brasile. Ok ragazzi, sono al gate. C'era là un altro della compagnia Gol che sta per partire. Cazzo, eccolo là, eccolo là. Non ce lo parcheggiamo, guarda, ce lo parcheggiamo qua dritti e vaffanculo. Oh, siamo arrivati a Brasile centrale ragazzi. Dopo Milano centrale c'è Brasile centrale. Eh sì, questo sta per partire, bravo vecchio, bravo. Anche quello sta per partire, beh c'è un traffico aereo brasiliano è molto più cazzuto sinceramente. Eccoci qua. Ta-ta, tararara, tararara. Arrivati siamo, arrivati siamo. Tu-tu-tu-tum. Tu-tu-tu-tum. Ok. Ciao. E ciao. Andiamo, ragazzi, prossima tappa, aspetto commenti. Un saluto dal commendatore veneziano. Ciao. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.